Abbiamo pubblicato una decina di giorni fa, ieri poi con Confindustria Piccola Industria abbiamo anche diffuso un comunicato stampa in cui abbiamo dato evidenza al fatto che anche nei primi 8 mesi del 2014 abbiamo un incremento del 7% in termini di valori, ma la cosa più importante è che è un più 11% in termini di contratti. Perché? Perché dietro a un contratto di leasing c'è un bene strumentale utilizzato da un'impresa o da un professionista o da un artigiano. Addirittura questi numeri sono molto più positivi se andiamo a decurtare questa voce dal comparto energy, che sta un meno 78%. Addirittura i numeri superano il 13% in termini di valori. E la cosa è importante perché di fatto interessa il nostro core business, auto, strumentale, ma anche immobiliare. Addirittura l'immobiliare, grazie anche al fatto di aver esteso il vantaggio fiscale ai professionisti, addirittura siamo a un più 34%. E poi, altro dato importante è che, e questo lo vedete sulla parte destra della slide, che sono sempre di più le società di leasing ad avere un incremento maggiore rispetto ai primi 8 mesi dell'anno precedente. Quindi ad eccezione, e tenete presente che nel corso di questo anno, poi lo vedremo anche più avanti, ci sono state alcune società che sono state di fatto, più che società, gruppi, che hanno deciso poi di incorporare o comunque aggregare delle aziende primarie del leasing e in qualche modo, insomma, le fusioni, aggregazioni non sono mai indolore, quindi in qualche modo bloccano l'attività di sviluppo della produzione. Altro dato positivo, naturalmente io qui non voglio far vedere solo il bicchiere mezzo pieno, però bisogna dare evidenza, no? L'ha detto anche il Premier Renzi, di fatto almeno le cose positive dobbiamo cercare, no, di farle vedere. In questo caso stiamo dando dei segnali positivi all'esterno. Ci stiamo agevolando anche del fatto che il costo del funding comunque si è ridotto. A livello di BCE, come settore leasing, abbiamo dei problemi in quanto di fatto purtroppo è stata al momento operata una scelta miope perché non consente alle società di leasing, in questo caso agli intermediari finanziari, seppur vigilati da banche, di accedere direttamente alla provvista agevolata BCE. Su questo ci stiamo adoperando sia con Banca d'Italia ma soprattutto con la BCE. Ad esempio il leasing, in questo caso molte società di leasing hanno sfruttato la provvista BEI, addirittura già nei primi 6 mesi del 2014 era già stato sfruttato tutto il plafond messo a disposizione. E cartolarizzazioni, notizia, no, della scorsa settimana, la cartolarizzazione posta in atto da una importante società di leasing, no, primaria società di leasing. E poi c'è un po' il nostro cavallo di battaglia, è vero, sapete meglio di me che le sofferenze, comunque il costo del rischio del credito comunque a salire, sta continuando a salire per tutti i comparti, però resta il fatto che il leasing risulta essere meno rischioso rispetto ad altre forme di finanziamento. Noi naturalmente non ci possiamo comparare rispetto a tutti i comparti, no, del mondo bancario, ma di fatto ci andiamo a comparare rispetto ai finanziamenti corporate e quelli delle piccole e medie imprese. E nonostante ci sia comunque questo trend, guardate come di fatto siano aumentate l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi per tutti, leasing incluso, il leasing di fatto, che è quella linea blu, risulta essere meno rischioso rispetto ai prestiti corporate e ai prestiti erogati alle piccole e medie imprese. Adesso cominciamo a vedere il bicchiere invece mezzo vuoto. C'è un problema, cioè di fatto quello che un tempo era comunque una garanzia, che è quella del bene, di fatto si è posto un problema legato alla rivendita dei beni, i cosiddetti beni ex leasing. Quindi oltre alle sofferenze ci sono state le restituzioni dei beni e quindi di fatto si è creata una divisione ad hoc all'interno delle aziende che è quella che si occupa proprio del ricollocamento dei beni. Da quest'altra parte ci sono ormai diversi esperti del settore.
Noi come Assilea abbiamo creato ad hoc una commissione detta remarketing proprio per monitorare l'attività che viene svolta nel settore del remarketing dei beni ex leasing. Addirittura sono diminuite le probabilità di recupero di alcuni beni. Andiamo ad analizzare ormai da 10 anni l'andamento appunto della capacità di recupero e rivendita dei beni da parte delle società di leasing. L'abbiamo prodotta quest'anno, qualche mese fa, e naturalmente la stiamo evolvendo per cercare anche di introdurre degli indicatori di performance per le società di leasing al fine appunto di individuare la loro efficienza nel ricollocamento dei prodotti. In questo contesto è fondamentale la partecipazione anche degli aggregati, ad esempio i cosiddetti outsourcer, che in questo caso supportano le società di leasing nell'attività di rivendita del bene. In questa slide facciamo vedere che riguarda i contratti chiusi nel 2013, quindi stiamo prendendo in esame i contratti chiusi, beni che sono stati recuperati dalle società di leasing e che sono stati rivenduti, quindi sono fuori quelli che di fatto non abbiamo rivenduti, quindi quello è l'altro grande problema. E su questo ci stiamo attivando anche per utilizzando, anzi soprattutto andando a veicolare quelli che sono già le attività che svolgono le società di leasing in sede di remarketing. Già diverse società hanno il loro sito, no? Che funziona benissimo, però è un piccolo sito dove di fatto si può accedere per conoscere quelli che sono poi i beni da andare a ricollocare. Su invito di alcune associate abbiamo deciso invece di creare un marketplace, cioè di fatto una vetrina del mondo usato leasing, dove andare a veicolare tutto il mondo dei beni ex leasing. È un progetto che abbiamo proprio presentato l'altra settimana a Pietrasanta e su questo naturalmente servirà il coinvolgimento di tutte le associate. Adesso andiamo a vedere i cambiamenti soggettivi che stanno avvenendo. Stanno avvenendo perché non si sono ultimati, le trasformazioni sono in corso. A partire dal 2012 abbiamo assistito di fatto a un riconsolidamento dei soggetti che operano nel settore del leasing. Sono venute a sparire di fatto le società di leasing, anzi più società di leasing riconducibili allo stesso gruppo bancario. Quindi addirittura da 80 siamo arrivati a 65, quindi non ci sono più 15 società di leasing. Sono state adottate delle azioni volte proprio a ridurre la sovraccapacità produttiva, sono stati rifocalizzati alcuni canali di business e addirittura alcuni canali distributivi. Molti di voi sanno che una primaria società di leasing ha deciso di fatto di non utilizzare più il canale agenti. E come dicevo prima, questa trasformazione attualmente in corso ha riguardato molte società di leasing. Innanzitutto andiamo a vedere quello che è successo. Qui si parla di un cambiamento poi soggettivo ed oggettivo. Innanzitutto le aggregazioni, quindi da quella recente, no, del gruppo B per Sarda Leasing con ABF, Unicredit Leasing con Fineco Leasing. La trasformazione, allora io sono entrato nel 99, fine 99 in Assilea e mi ricordo che tra il 2000 e il 2010 in genere le fusioni avvenivano, io poi guardo Marino perché non perché ce l'ho davanti ma è veramente la memoria storica, però di fatto se avveniva una fusione avveniva ogni 3 anni. Ecco, c'è una società che ne ha fatte 7 nell'arco, no, di un anno, quindi guardo te perché in qualche modo, pur avendo un altro cappello, però di fatto il gruppo Intesa San Paolo, no, ha incorporato, aggregato qualche cosa come 7 società nell'arco di meno di un anno, l'ultima con il factoring a luglio. Ecco, insomma, quindi con tutte le conseguenze e gli impatti che ne conseguono. Prima parlavamo, no, di mercato, della ripresa, di fatto Mediocredito Italiano, che è divenuta, no, il
il braccio operativo leasing del gruppo Intesa San Paolo ha subito questo tipo di trasformazione e naturalmente in qualche modo ne ha risentito il mercato leasing, anche se poi andiamo a vedere che siamo riusciti in qualche modo a riportare questi dati importanti in termini di stipulato, e addirittura adesso ha compensato il gap rispetto all'anno precedente in termini di volumi. E poi, questa è invece la nota negativa, la dismissione dell'attività di leasing da parte di alcune capogruppo bancarie. Un runoff era partita la Ingelise qualche anno fa, e poi Unipol, così come altre, ahimè, altre società di leasing a cui ero molto legato, hanno preso invece altre decisioni di andare a incorporare, anzi capogruppo che hanno incorporato la società di leasing e optato per accordi di distribuzione del prodotto leasing tramite altri operatori leasing. Adesso andiamo a quello che sono i nuovi profili degli operatori leasing, le diverse combinazioni. Allora, questa è una slide per un po' scompaginare, visto che siamo arrivati quasi alla fine dell'intervento. Però di fatto continua ad esserci una disomogeneità in termini di operatori e quindi passiamo dalle società prodotto captive di gruppi bancari che hanno un'elevata interazione con l'azionista di riferimento e un modello di servizio di asset centrico o cliente centro, quindi si va sempre di più sul cliente della banca. Questo però che comporta? Di fatto che ci si allontana da quello che è l'alto grado di specializzazione sugli asset, il bene che sta dietro al leasing. Dall'altro invece ci sono quelle società che operano che sono specializzate per asset o per comparto, quindi molto orientate sul bene e specializzate su uno al massimo due beni, che stanno dando comunque dei risultati molto positivi. Questo è una slide del benchmark relativo al primo semestre del 2013. Come potete vedere, di fatto le uniche comunque a portare un margine di redditività al sistema sono di fatto le società che operano con i vendor oppure quelle che specializzate direttamente nel comparto leasing. Andiamo a vedere come si sta cambiando la struttura di mercato. Questi sono i dati da gennaio-agosto del 2014. Analizziamo le prime 12. Allora, innanzitutto andiamo a vedere una presenza rilevante e crescente degli operatori esteri tra le società top sul mercato italiano. La cosa mi fa piacere perché sta a testimoniare il fatto che ci sono operatori esteri che comunque, nonostante tutto, vogliono continuare ad investire in Italia, e quindi abbiamo società che stanno avendo addirittura tra il più 20 e il più 30% in termini sia di stipulato che in termini di volumi. Sono cresciute ad esempio moltissimo il gruppo GE, il gruppo della Gelanden, e stanno consolidando la loro posizione il gruppo SGEF, Sogen e Benpé. Per terminare, quindi poi lascio naturalmente lo spazio a Gelsi, come possiamo riassumere questi modelli di business attuali delle società di leasing? Abbiamo la società prodotto captive del gruppo bancario, che ha un modello quindi cliente centrico, cliente della banca, un livello di interazione con la capogruppo molto forte, ma un grado di specializzazione medio-basso, perché di fatto si perde l'attenzione a quella che è il bene, l'asset. Oppure la cosiddetta piattaforma open source indipendente. Noi abbiamo un caso unico nella realtà, che poi di fatto ci portano a evidenziarlo spesso in Banca d'Italia, ma che comunque è fondamentale per il nostro settore, quindi cliente centrico, un livello di interazione con l'azionista medio perché non vi è una vera e propria capogruppo bancaria di riferimento, e un grado di specializzazione medio sul prodotto. Una società di leasing specializzata o per asset o per comparto,
quale può essere ad esempio la GE Capital, no? Per fare esempio, specializzata nel leasing auto o nello strumentale, quindi asset centrico, un livello di interazione con l'azionista medio e un grado di specializzazione elevato, no? Proprio perché rivolte su uno specifico comparto. Poi abbiamo la piattaforma integrata, ci sono dei player che ormai non possono essere considerati solo come un'entità leasing, un'unica società di leasing. Perché? Perché di fatto operano come gruppo. Prendo l'esempio del gruppo BNP Paribas, no? Cioè di fatto che cosa fanno? Operano con più di una società perché hanno il canale vendor, no? Con 2 o 3 succursali di banca estera. In questo i francesi sono molto particolari ma vedono anche molto bene, oppure hanno il canale banca con una determinata società, non operano su tutti i comparti, ad esempio sull'auto operano esclusivamente almeno degli autoveicoli nel noleggio a lungo termine con una società commerciale ad hoc, oppure come sta avvenendo di recente con una joint venture con una casa costruttrice e opera quindi con CNH nel comparto dei veicoli industriali. Quindi asset centrico, livello di interazione con l'azionista medio e un grado di specializzazione elevato. Lo stesso discorso lo possiamo fare con De Lage Landen, no? De Lage Landen nell'autoveicolo opera esclusivamente con una società di noleggio a lungo termine, nello strumentale lo fa con la succursale di banca estera, l'immobiliare non lo fa. Quindi alto grado di specializzazione. Per chiudere con quello che sta avvenendo, insomma, il Crea Banca Impresa, no? Quindi piattaforma corporate banking multiprodotto, modello di servizio cliente centrico, un livello di interazione con la capogruppo molto elevata e un grado di specializzazione medio-basso, dal momento che poi quando si è così capillari si viene un po' a perdere quella che era la peculiarità e la specializzazione sul prodotto. Quindi, quali sono le strategie di rilancio del prodotto leasing? Allora, innanzitutto possiamo dire in qualche modo che sicuramente dobbiamo cercare di non guardare solo ed esclusivamente il tasso, perché purtroppo non facciamo altro che avvicinarci a quella che è la cultura della capogruppo bancaria. Quindi, utilizzando quelli che sono poi, facendo leva su quello che stanno attuando alcuni competitor, soprattutto esteri, dobbiamo cercare di vendere bene il fatto di avere la proprietà del bene e quindi offrire dei servizi accessori a quello che è la gestione del bene di cui siamo proprietari. Quindi anche in questo caso specializzazione per prodotto e riuscire a farci pagare bene quello che è la gestione del prodotto e soprattutto riuscire, e qui cercare di imparare da quello che sta avvenendo in Europa, riuscire a sfruttare sempre di più altri canali, quali ad esempio il vendor. Noi è basso, sono 4-5 società che operano con i vendor, il resto no, dobbiamo cercare di entrare anche in questo comparto. E come dicevo, offerta di servizi accessori e gestione del bene ripossessato. Quindi, ho cercato brevemente di fare un po' una panoramica, naturalmente poi lascio spazio a domande, ma soprattutto all'amico Gelsi. Quindi sicuramente posso dire di vedere il bicchiere mezzo pieno e naturalmente poi vediamo quello che accadrà l'anno prossimo. Grazie.